Pensate che l'abbazia di Santa Croce in Chienti nel 1902 è stata dichiarata monumento nazionale. I monumenti nazionali sono monumenti che lo Stato italiano ha classificato come rilevanti per le proprie caratteristiche storiche, simboli di riferimento per la comunità nazionale, non sono parole mie. Pensate ora che questo riferimento per la comunità nazionale, conosciuto anche come Basilica Imperiale, è privato e quasi sempre chiuso, protetto da un'impenetrabile recinzione. Ok, va bene così. La tradizione fa risalire la consacrazione di questa abbazia romanica al 14 settembre dell'anno 887, alla presenza dell'imperatore Carlo III.